stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati per i quali si ipotizzava, nella ipotesi più grave appunto, che ci potesse essere la contestazione, e la Procura ha ritenuto di contestare l'omicidio volontario e il tentato omicidio della ragazza, per cui il giudice, ritenendo che vi siano esigenze cautelari, ha disposto la misura massima. Omicidio volontario, tentato omicidio, ma anche stalking e violenza sessuale nei confronti della sua ragazza. È un quadro accusatorio pesantissimo, quello che la Procura della Repubblica contesta al 22enne di Santa Cristina di Quinto, che venerdì sera era al volante dell'auto che si è scontrata frontalmente con la vettura su cui viaggiavano Giuseppina Lobrutto, 62 anni, morta sul colpo, e il marito Flavio Cagnato, rimasto ferito. Manovra che per la fidanzata, una giovane parrucchiera 21enne di Arcade, avrebbe compiuto volontariamente per ammazzare forse entrambi. Dalle 14 di oggi il ragazzo è piantonato da 4 agenti in ospedale. Il suo difensore lo incontra una prima volta, esce dal cafoncello, poi rientra subito, avvisato dell'arrivo della polizia. Il 22enne dice non è ancora nelle condizioni di ricostruire dettagliatamente l'accaduto, ha fratture a entrambe le gambe e domani sarà operato. Quello che posso dire è che assolutamente esclude di poter aver mai solo pensato a un gesto di questo genere. Questo è qualcosa che non solo l'ha detto esplicitamente, ma che traspare chiaramente da quello che sono i suoi discorsi. Prima della notifica dell'ordinanza, il legale non ha ritenuto di approfondire la versione dei fatti del ragazzo. Adesso necessariamente dovremo chiaramente approfondire e valutare questi aspetti, perché certamente il ragazzo risponderà al giudice, chiaramente se le sue condizioni lo permetteranno. Della ragazza le ha detto qualcosa? Ma mi ha riferito che la mamma della ragazza, il giorno in cui lei era ricoverata, è andata a salutarlo, era molto serena. Questo insomma mi lascia un po' perplesso rispetto alle dichiarazioni che la ragazza avrebbe reso nell'immediatezza, ma saranno elementi di valutazione successiva.